la cosa che non mi aspettavo era di trovare così tanti posti. Cioè, io ne conoscevo già qualcuno, però ovviamente scavando e scavando ne sono emersi sempre di più. Quindi mi ha stupito il sapere che c'erano molte più realtà di quelle che potessi immaginare. Sapevi che esiste una mappa dei laboratori di grafica d'arte in Italia? Si chiama Mappa d'Artista e l'ha creata Marco Poma, incisore e stampatore e docente al Bisonte di Firenze. È un progetto gratuito che raccoglie ogni laboratorio che ha voglia di condividere la propria ricerca e tenere viva la passione per quest'arte. In questo episodio Marco ci racconta come è nata la mappa, il suo percorso di formazione e artistico non sempre facile, e condivide alcuni consigli sinceri per aspiranti incisori e per chi si avvicina a questa disciplina. Innanzitutto ciao Marco e grazie per aver accettato l'invito per questa chiacchierata insieme. Vorrei iniziare chiedendoti come ti sei avvicinato all'incisione e alla stampa d'arte. Ciao Marinella, grazie a te per avermi invitato al tuo podcast. Io sono più che felice di condividere con i tuoi ascoltatori e con te le mie esperienze, partendo dal come mi sono avvicinato alla grafica d'arte, ti dirò per errore, sì, perché casualmente non è stata una scelta volontaria. I miei studi inizialmente al liceo erano scientifici, poi cambiati in un indirizzo sperimentale, arte design, che era un ibrido tra discipline artistiche e grafica al computer. Quindi sì, mi ha diciamo avvicinato al mondo dell'arte, ma comunque mi aveva fatto interessare più che altro all'utilizzo dei programmi Adobe. Mi ero comprato la tavoletta grafica, lavoravo con Photoshop, Illustrator, quindi dopo il liceo immaginavo più una carriera verso un mestiere che poi era quello del graphic designer o comunque qualcosa di affine. Quindi cercando tra le possibilità è chiaramente uscita anche l'accademia, era quella che mi sembrava più interessante, anche più economicamente a portata rispetto magari allo IED o alla NABA. Aveva un piano di studi farcito di grandi materie che a me sembravano molto interessanti, grafica editoriale, computer grafico 1, 2, 3, insomma ce n'erano. E l'indirizzo grafica, figuriamoci, quindi ho detto va bene, andiamo. Poi tanto si sa che in accademia si temporeggia molto all'inizio, perché molti vanno proprio perché non hanno idea di che fare, di cosa essere, e quindi l'accademia dà tempo per deciderlo. Io ero uno di quelli che non avevano assolutamente le idee chiare, perché poi spesso non si ha mai un mestiere certo se vai in accademia, lo sappiamo tutti, quindi figurati. Scelgo l'indirizzo grafica, ho detto vabbè, questo sarà il mio destino, vediamo come va, e finisco subito in laboratorio e vedo questi torchi, gente che va con lastre in mano, inchiostri, solventi, e dico ma che sono tutte queste faccende di manuali su ste lastri? Io non le capisco perché non conoscevo niente. Io poi un ingenuo come sempre, non mi sono mai troppo informato prima di cominciare a fare una cosa, e ovviamente quella cosa si è rivelata insomma all'inizio uno sbaglio, perché non mi piaceva. Ci ho messo anni ad interessarmi, sono stati anni anche difficili, pieni di dubbi, di sentimenti avrei dovuto scegliere altro, sto perdendo tempo, non lo so. Però poi, lieto fine, che mi sono appassionato con varie esperienze fatte in seguito, dopo anni, ti direi dopo la triennale almeno, e sono deciso a continuare a fare questo mestiere, quello che poi oggi è il mio mestiere come proprio lavoro, come artista anche. Quindi per me è stato un gran bell'errore, ecco. Ci racconti un po' del tuo percorso fino a diventare docente al Bisonte? Parte appunto dal liceo, sempre indirizzo sperimentale, poi accademia, sempre in grafica, ho fatto la triennale e la magistrale. L'ultimo anno di magistrale mi sono deciso, fortunatamente, a iscrivermi per la borsa di studio Erasmus e sono riuscito ad andare 10 mesi a Valencia, alla UPV. Potrei proprio dire che è nata lì la mia vera passione per la grafica, perché poi le difficoltà dell'accademia erano molto legate più che altro alla gestione dei tempi di laboratorio, troppa gente, caos, poche ore a disposizione, docenti che magari non erano sempre presenti anche per via del grande numero di persone a lavorare.
quindi si lavorava, almeno secondo me, molto male, almeno io ho lavorato molto male, quindi diciamo che finché non sono andato a Valencia, dove bene o male nella UPV è una facoltà piena di attività varie, ma anche con laboratori molto attrezzati, specialmente anche quello di grafica, dove c'è tuttora il tecnico di laboratorio tutti i giorni, e questo dà la possibilità di lavorare nel laboratorio di grafica tutti i giorni, cosa che io feci al tempo quando sono stato a Valencia. Sono stato tutto il tempo a fare grafica, oltre vabbè a tanti altri corsi che ho avuto il piacere di provare, che hanno anche un po' aperto altre mie passioni. Comunque, rimanendo legati alla grafica, questo periodo molto felice per me a Valencia, in Spagna, è stato più che altro anche formativo. Mi ha fatto capire quali che fossero le mie vere intenzioni, motivazioni, volevo farlo, continuare. Ho trovato un negozio d'arte che dava anche la possibilità di affittare uno spazio al suo interno per fare un'esposizione, che io con le opere fatte a Valencia mi sono anche costruito le cornici, perché c'era sempre la possibilità all'interno della facoltà di farlo, bellissimo. Sono creato la mia prima personale fatta da me, molto, ti direi, molto spartana, amatoriale, certo, però mi ha dato grande linfa vitale nella grafica. Ecco, fatta tutta questa esperienza felice, sono tornato. Ho finito l'anno di accademia, ho comunque fatto un anno da fuori corso, più che altro per continuare a usare il laboratorio, perché appunto non sapevo dove andare altro a stampare. Infatti è finito i 6 anni di accademia, non chiusi benissimo, almeno non sono rimasto contento dell'esperienza a Torino. Allora mi sono detto basta, o vado via da Torino e trovo un posto dove continuare, o se rimango qua io smetto. Mi sembrava di aver perso molto tempo, quindi diciamo che la mia è stata una scelta abbastanza radicale. Ho detto basta, io me ne voglio andare, se voglio fare grafica cerchiamo un po' dove posso andare, e grazie al carissimo Tony Pecoraro col suo sito che riforniva costantemente sia di concorsi che borse di studio e altro, sono riuscito a trovare il Bisonte. Ho detto vabbè, questo mi sembra un'ottima opportunità, sembra proprio il posto che fa per me. Quindi ho provato a fare la borsa di studio, vabbè non l'ho vinta, mi hanno fatto un ottimo sconto, quindi ovviamente ho preso delle decisioni, ho detto va bene, comunque c'è questa opportunità, voglio provare, vediamo com'è. Allora mi sono trasferito a Firenze, ho cominciato il mio anno da studente. Bellissimo ovviamente per me è stato, perché finalmente riuscivo a stare in un posto completamente immerso nelle incisioni tutti i giorni, con persone, studenti nuovi, cioè era tutto così, ti direi, stimolante, veramente, era molto bello, molto bello. Quindi mi sono trovato benissimo ovviamente. Poi sono stato, la sfortuna vuole che era l'anno 2019-20, ci fu il Covid e rimanemmo a casa 2 mesi. Poi vabbè, la fortuna ha voluto che i 2 mesi successivi, per recuperare il tempo perso, abbiamo avuto più tempo a disposizione tutto il giorno, tutti i giorni. Quindi è stata una full immersion totale che mi ha completamente fatto ammaliare del posto, del luogo. Poi la mia ricerca si è evoluta, è cambiata, lavorando tanto, ho imparato tanto. Quindi quando ho finito l'anno ho detto ma io se torno a Torino che faccio? Rimaniamo a Firenze, vediamo se riesco a trovarmi un lavoro, nel mentre poi continuo a frequentare il Bisonte. E poi mi scelsero come assistente per l'anno successivo. Allora ottimo, io ho detto va bene, perfetto, allora rimango ovviamente. Mi sono trovato un lavoro part-time e nel mentre andavo anche tutti i giorni a lavorare come assistente e anche a fare il mio. Il 2021 è andato così, ecco. Dopo il fine dell'assistente, anche lì dicevo, mo che faccio? Me ne vado a Firenze o rimango? Nel mentre che pensavo, e il caso fortuito vuole anche che il mio predecessore, il docente del tempo, dovette andar via e chiesero a me se volevo sostituirlo insieme alla mia collega Michela Mascarucci, ecco. Quindi da settembre 2021 sono stato assunto come docente, adesso ormai sono già 5 anni, questo è il quinto anno che comincio come anno accademico a fare docenza al Bisonte. E diciamo che questo è stato il mio percorso
più che altro professionale fino a qui. Poi quello artistico si è andato avanti in parallelo con il tempo, l'esperienza, il fare, ecco. Guardandoti indietro, c'è qualcosa che non rifaresti? Magari degli errori o delle scelte di percorso che ti hanno insegnato più di altri? Ma guardandomi indietro, sì, farei sicuramente scelte diverse, non che quello che ho fatto vadan bene, perché poi sono finito appunto a lavorare al Bisonte e mi piace molto come lavoro, quindi insomma me la so cavata, ho avuto la fortuna di fare le scelte giuste, ma, pensandoci sicuramente qualcosa di diverso l'avrei fatto, ma innanzitutto non sarei probabilmente rimasto in accademia a Torino per 5, anzi 6 anni. Avrei fatto prima l'Erasmus, perché ho capito da lì che l'esperienza di vivere da un'altra parte, più che altro adattarsi a altri luoghi, a un laboratorio, un modo diverso di lavorare, parlare con persone diverse, oltre a quelle che già si vedono tutti i giorni, nuove persone, ecco. È una linfa vitale incredibile, quindi l'energia che m'ha dato quell'anno in Spagna, son convinto avrei potuto averla anche in tanti altri luoghi e quindi magari avrei fatto sia un Erasmus alla triennale, avrei fatto anche quello alla magistrale, o addirittura avrei non fatto la magistrale a Torino e sarei andato a fare un master in qualche altra accademia, università in Europa. Sicuramente, ecco, questo è un fatto per me. E poi altra cosa, vabbè, avrei voluto essere più consapevole da prima, del potenziale della grafica d'arte in Italia, ma purtroppo non io ero una persona molto come studente, molto riservata, timida, introversa, che diciamo che non volevo molto comunicare coi miei docenti e sicuramente avrei potuto sfruttare meglio la loro esperienza. Una cosa che poi oggi cerco di fare io con gli studenti che ho io oggi, ecco. Quindi sì, ecco, una comunicazione più diretta coi miei docenti, anche questo è una cosa che avrei sicuramente cambiato, questo al 100%. Le tue opere sono molto belle e subito riconoscibili, cosa non semplice nell'acquaforte. Come hai fatto a sviluppare uno stile così personale? Beh, grazie innanzitutto. Non saprei dare una risposta certa a questa domanda, ma ci provo, cominciando dalla costante, sicuramente una costante nel lavorare in laboratorio. Io sono sempre molto preso, dedico e sacrifico molto del mio tempo in laboratorio proprio perché nell'atto di incidere spesso mi vengono in mente nuove idee, nuovi modi di incidere su qualcosa di nuovo, quindi è un lavoro per me, ne genera altri 2 successivi, è una dinamo che si ricarica tutte le volte. Quindi chiaramente per me, stare lì, mi dà continuità e la continuità genera anche, in un certo senso, coerenza, almeno nel mio modo di fare, di incidere. C'è anche un fattore di qualità di esperienze di vita, al di fuori del laboratorio certo, parlando magari delle mostre che si vanno a visitare o anche dei viaggi che si fanno. A me piace viaggiare in solitaria per paesaggi abbastanza non urbani, direi più naturali, ma insomma, in generale son cose che mi piace fare, che trovo sempre poi spunti interessanti per quello che vado a fare in laboratorio. Ma neanche solo quello, c'è anche sempre al discorso di laboratorio la convivenza con gli altri. Una cosa secondo me importante quando si lavora in laboratorio è che si ha a che fare con i propri colleghi, amici, quello che sono, perché il laboratorio di incisione spesso fa sì che molta gente converga, perché poi il fulcro del laboratorio è il torchio, una macchina che non tutti possono permettersi, né economicamente né di spazio, perché dove vai a mettere un bestione da 200 kg in ghisa, di sicuro non incamerato al terzo piano, quindi anche quello fa. Quindi lavorare insieme agli altri fa sì che ci si stimoli a vicenda. Questo, insieme a tutte le altre componenti elencate prima, generano un percorso, uno stile, diciamo così, una coerenza in quello che si fa.
Poi ci sono anche i concorsi internazionali, nazionali, che ti aprono il mondo, la tua piccola realtà si apre a una più grande, quindi poi hai a che fare con altre culture, altra gente, con le sue idee. Insomma, sono tanti elementi che portano, almeno nel mio caso, mi hanno portato a sviluppare una ricerca poi personale, uno stile più che altro, come dici tu, riconoscibile. Io poi sono contento che mi fa piacere che me lo dica tu, io me lo dico a me stesso che penso di avere una coerenza, ma è sempre un punto di vista mio. Se gli altri vedono in me questa coerenza, per me è già è un gran successo, sono più che contento, ecco. Riassumendo, ti direi, più che altro costanza in questo mestiere va investito, ma come in tutti, tempo, molto tempo, non solo in laboratorio, ma anche una costante ricerca di vita, di rapporti, di stimoli dappertutto. Poi più tempo si ha da dedicare in laboratorio per produrre tutto quello appreso da fuori, meglio è. Ecco. Ma veniamo al tuo progetto. Da dove nasce l'idea di mappare i laboratori italiani di stampa d'arte? La mappa d'artista nasce da una necessità, la mia, al tempo dell'accademia, come già accennavo in una delle domande precedenti, è stato molto difficile farsela andar giù, più che altro per le difficoltà nel lavorare. Insomma, le ore di laboratorio erano secondo me molto poche, 2 giorni a settimana, difficile lavorare con continuità. Si sa che poi chi fa questo mestiere nell'incisione bisogna applicarsi parecchio tempo, ci va molta pazienza, figuriamoci lavorare su 2 giorni, poi quei 2 giorni erano veramente l'inferno, pieno di gente, code per stare a stampare, acidi sempre scarichi o occupati. Un casino, mamma mia se ci penso. Io ovviamente dopo la mia esperienza a Valencia, tornato tutto bello carico, con un laboratorio in cui stampavo tutto il tempo, tutti i giorni, avevo degli standard per me più alti, ecco. L'ultimo anno d'accademia ho cercato tutto il tempo altri luoghi dove andare a stampare, perché non mi andava più bene stare lì. Le stampe venivano sempre male, poi una volta si sporca il piano, poi una volta è troppo affollato, non riesco a fare niente, e io volevo anche magari cominciare a fare delle tirature, cose così, ecco. Quindi quell'anno lì ho cercato tanti posti, tanti luoghi, con difficoltà, non riuscivo quasi mai a trovare niente. Alla fine riuscii a trovare prima un ragazzo che mi offrì un torchio nel suo studio privato, ma poi era troppo piccolo per le mie esigenze, e fortunatamente riuscii a incontrare una gentilissima signora che a me e un mio collega ci fece il gran piacere di ospitarci nel suo laboratorio, e io tutto l'anno lo passai lì dentro a stampare. Ha un bellissimo torchio Paolini che stampava, mamma mia, veramente troppo bene. E quindi niente, questa esperienza anche extra laboratoriale mi ha fatto capire la necessità di trovare anche altri luoghi dove andare a stampare. Lì ho capito anche la fatica che mi costava cercare sempre posti. Io avevo l'ansia e poi dico magari questa signora mi vuole più, faccio casino, sbaglio qualcosa, via, non lo so. Sono andato via lì con l'idea che poi volessi trovare anche altri posti. Poi vabbè, io sono finito a Firenze, ho finito nel laboratorio del Bisonte, non ho più avuto questo bisogno di cercare altri luoghi, ma è rimasta in me quella spunta in testa, quella necessità che avevo avuto io e che sicuramente avevano e hanno tutt'oggi i miei colleghi, gli studenti, nel cercare anche altri posti che non siano i soli spazi dell'accademia, perché gli spazi dell'accademia non sono mai abbastanza. Ho voluto fare appunto questa mappa per renderla un punto di riferimento per chi vuole continuare a lavorare, per chi non ha lo spazio adatto, ma questo non è solo per gli studenti dell'accademia, è per chiunque, cioè magari anche una persona che si vuole avvicinare alla tecnica, la vuole approfondire, qualcos'altro, quello che vuole. Sulla mappa va, cerca il posto, se è vicino o lontano da lui, vede cosa si fa e vede come accordarsi coi suoi tempi e con chi fornisce quel servizio in laboratorio. Ecco, questo è la mappa, e io vorrei che fosse uno stimolo positivo più che altro per non mollare, perché poi adesso, rientrando nella sfera più che altro accademica, io spesso il mio pensiero era vabbè, già una volta uscito di qua chissà che vado a fare, no? Io sono fortunato, lo insegno questo mestiere, ma si sa che gli sbocchi nelle discipline artistiche siano molto pochi, più che altro finisce a insegnare.
Già mi fa fatica a immaginare un futuro, poi pure nel presente non riesco a lavorare, che tutto mi si ostacola, il laboratorio non va bene, quello costa troppo, e vabbè, mollo, basta. Quindi niente, ecco, mappa artista vuole anche essere facilitare un po' il continuare a fare grafica, a sviluppare, a perpetrare la propria passione, una cosa a cui io tengo molto. Qual è stata la parte più difficile del tuo lavoro di ricerca? E non è stato difficile, è stato lungo. Forse la cosa più difficile è stato, una volta cominciato a trovare un buon numero di partecipanti, mettere in ordine le informazioni ricevute, perché anche se ho cercato di farmele già dare in maniera ordinata, chiaramente poi ognuno magari le inseriva in modo diverso, ma per l'applicazione su un sito ci va un tipo di formattazione particolare per renderlo coerente, quindi diciamo che è stato quello che mi ha preso tanto tempo, gestire le informazioni che ricevevo, migliorare in certo senso le foto, adattarle, il testo, correggerlo, tagliarlo, insomma tante piccole cose che comunque mi hanno preso tanto tempo. Questo sicuramente è stato impegnativo, però cioè, ti direi difficile no, perché essendo una cosa nuova per me, una ricerca che ho trovato molto stimolante, insomma ero contento di farlo, non ho percepito fatica. Quali sono i criteri che usi per includere i partecipanti? Fondamentalmente il criterio principale è che ci sia un laboratorio a disposizione che offre un servizio. Ecco, questo è l'unico forse criterio, cioè ovviamente avere uno spazio che è dedicato alla grafica di qualsiasi genere, grafica d'arte intendo, che sia serigrafia, xilo, lito, legatoria, va bene la qualunque, nella grafica di laboratorio ovviamente, ma è importante che sia uno spazio che offre un servizio, quindi che si apre verso l'esterno, perché io non voglio sostanzialmente includere i laboratori personali di tutti gli artisti d'Italia, perché francamente non ce ne importa nulla. A noi ci interessa sapere dove si può andare a imparare qualcosa. Questo è il criterio fondamentale. Facendo questo grande lavoro di ricerca, hai scoperto qualcosa che non ti aspettavi? La cosa che non mi aspettavo era di trovare così tanti posti. Cioè, io ne conoscevo già qualcuno, però ovviamente scavando e scavando ne sono emersi sempre di più. Quindi mi ha stupito il sapere che c'erano molte più realtà di quelle che potessi immaginare. Ci sono tanti studi, più che altro anche di gente veramente appassionata che ha aperto il suo spazio, ma anche la sua stessa casa, una parte della sua casa per offrire un qualsiasi genere di servizio, per far conoscere la propria arte, e questo per me è stato bellissimo. Ci sono veramente più spazi di quelli che si possano immaginare in Italia, sono tanti e ce ne sono ancora tanti in realtà che io devo riuscire a trovare. Questo è stata una bella novità per me. Costruire questa mappa ti ha dato una prospettiva diversa dello stato della stampa d'arte in Italia oggi? Ti dirò, vedendo e focalizzandomi sulla maggioranza degli spazi, mi fa capire che purtroppo non si investe quasi niente, sulla grafica d'arte. Non ti saprei dire sull'arte più in generale, perché io rimango più limitato al mio settore, dove ho più conoscenza. Veramente si fa fatica. Gli studi molti sono amatoriali, giustamente sono più caserecci, perché effettivamente come fai ad avere dei soldi per prendere uno spazio più grande, permetterti di installare, che ne so, cappe per acido, strumentazioni come i torchi che sono molto cari, l'affitto, tutte le varie burocrazie che servono. Non c'è molta agevolazione in questo. Nella maggioranza degli spazi che ho trovato ho capito che si fa veramente fatica ad andare avanti, e è l'unica, penso una delle poche motivazioni che li porta a continuare sia la passione per questo mestiere, che è bellissimo. Secondo te c'è un ritorno di interesse per queste tecniche fra i ragazzi? Ti sembrano più interessati alle tecniche tradizionali, a quelle moderne o a quelle più sostenibili? Che siano ragazzi, adulti o anziani, sono sempre interessati. Cioè, se entrano in questo mondo è perché sono già molto curiosi del suo potenziale. Poi anche dalla tecnica più semplice spesso, cioè, ne rimangono molto sorpresi, perché essendo c'è sempre quel mezzo intermedio che è la stampa dal torchio,
poi si scopre il risultato finale, è sempre tutta una sorpresa. Chiaramente le tecniche tradizionali sono necessarie, vanno sapute, vabbè, ma molta della gente spesso le ha già fatte, quindi ti direi c'è più interesse verso tecniche moderne, magari alcune di texture o altre più verso la fotografia, o anche modi nuovi di creare una stampa, stampare di per sé, insomma, la novità la si cerca. Vedo che comunque si punta a innovarsi, a fare qualcosa di diverso. Sulle tecniche moderne ti direi c'è più richiesta. Ho notato che più che altro sulla mappa ne sono usciti molti che lavorano sull'S Toxic, quindi ti dirò, io personalmente non ho a che fare con molta gente che ricerca le tecniche sostenibili, ma so che molta gente le vuole fare, non da noi, ma in altri posti, specialmente a Venezia, dove c'è la Scuola Internazionale di Grafica che è tutta improntata sull'S Toxic, cosa molto molto positiva. Ovviamente mi fa piacere che si sviluppi anche questa tendenza, che non è altro che un bene per questo mestiere. Adesso ti faccio una domanda difficile. Se potessi cambiare una cosa nell'approccio alla stampa d'arte in Italia, cosa sarebbe? Allora, ti dirò, come incisore che pratica la disciplina costantemente, penso che forse dovremmo cambiare un po' l'approccio al colore che abbiamo. Questo perché, almeno io sono stato formato in accademia con il solo ed esclusivo utilizzo del nero, come me tanti altri. Quindi quello che noto adesso è che siamo molto legati allo stampare con il nero, e va anche bene. Poi io sono anche il primo che utilizza il nero costantemente, anche se poi lo viro, ma in generale il nero è presente, e non che non ci debba essere. Vedo solo che poi in relazione con quello che c'è fuori dall'Italia, con altri artisti, se faccio un insieme di quello che invece siamo noi, di quello che vedo negli studenti o in altri, noi utilizziamo tantissimo il nero e pochissimo il colore. Vorrei effettivamente vedere più utilizzo del colore, il colore in maniera consapevole, non solo utilizzato in maniera decorativa, che va anche bene quello, ma anche un colore che dia emozione, che abbia un senso in ciò che si vuole esprimere, ecco. Quindi per me ci dovrebbe essere più attenzione all'utilizzo del colore nella stampa d'arte. Di questo anzi ne sono abbastanza certo, almeno una cosa che dovessi scegliere di cambiare, cambierei questa. Poi come docente, un'altra cosa che, quindi so già due, ma vabbè, vorrei comunque dirla, magari è aprire un po' più gli occhi a quegli studenti che vanno poi a imparare delle tecniche. Va benissimo la tecnica, anzi è fondamentale, ma bisogna anche poi fargli capire che cosa c'è dopo, perché io ok, so fare benissimo l'acquaforte e l'acquatinta, ma poi dopo che faccio io con queste abilità? Certo, mi esprimo e mi risolvo la parte interiore di me, ma poi chi mi dà da mangiare con questo? Quindi bisogna anche insegnare, e immagino già si faccia, non lo so, io poi comunque parlo per mia esperienza, che in questo caso non ho avuto, me la sono costruita da solo, il sapere cosa c'è fuori dalla scuola, cosa faccio io con il mestiere, perché io sto investendo tempo, risorse in questa disciplina. Quindi vorrei venisse data più consapevolezza, quindi devo imparare a parlare di me, del mio lavoro, devo saper fare un portfolio, devo sapermi presentare alle persone, devo sapere quali sono le opportunità che mi vengono offerte sia qua in Italia che all'estero, i concorsi, i vari momenti di aggregazione tra incisori, tra grafici, insomma, ci va un dialogo che non sia solo quello didattico, accademico, ci va un dialogo realistico sul mondo del lavoro. Bisognerebbe avere incontri con gente che fa questo mestiere, che è riuscita a farne un mestiere, di quelli che ti danno da mangiare e ti fanno pagare l'affitto. Quindi questo è un'altra cosa, secondo me, che andrebbe più portata avanti, perché poi anche se facciamo tutte queste belle cose stampate, però poi la gente qua, almeno in Italia, le conosce poco, le stampe si vendono a pochissimo, e quindi la realtà dei fatti è che fare l'artista incisore in Italia io ritengo sia quasi impossibile, e bisogna quindi capire cos'altro può essere possibile, e che non sia neanche solo l'insegnamento. Quindi anche opportunità fuori dall'Italia, se non le trovo qui, devo anche essere in grado di andare fuori, di avere il coraggio,
Mi viene in mente da dire questo, ecco. Tornando alla mappa d'artista, la vedi più come uno strumento di collaborazione tra artisti o più come una guida per orientarsi? È indicata più come guida per orientarsi. Ovviamente chi la guarda cerca e possibilmente trova quello che sta cercando. Poi vorrei anche fosse un mezzo di comunicazione tra le varie realtà indicate sulla mappa. Ovviamente anche questo è uno dei suoi obiettivi, il connettere, fare rete tra le varie stamperie, laboratori, spazi dedicati. Quindi sì, è anche questo, ma principalmente rimane comunque un servizio per chi cerca un'attività, un'esperienza di laboratorio nel mondo della grafica d'arte. Come si evolverà la mappa in futuro? C'hai qualche idea? Conto di espanderla il più possibile, fino a che non arrivo all'esaurimento scorte degli spazi di grafica che ancora non ho trovato e che continuo a cercare, quindi vorrei, diciamo, completarla e tenerla sicuramente aggiornata. Adesso almeno una volta all'anno chiederò costanti aggiornamenti ai suoi partecipanti, perché deve essere attuale. Già questo, già l'idea di comunque completarla e tenerla sempre attuale è un buon proposito per me, è un bell'impegno anche. Poi si vedrà, anche farò delle idee su come ampliare magari determinate voci, renderle sempre più approfondite e complete. Non mi dispiacerebbe l'idea un giorno di farne una pubblicazione cartacea, perché no, come fosse una guida portatile che si possono trovare nelle librerie accademiche, diciamo nelle biblioteche, ecco, non nelle librerie. Anche questo sarebbe idealissimo. Poi dentro il libro c'è anche una bella cartina che si apre, che ti fa vedere la mappa italiana con tutti i pin che si vedono adesso online. Secondo me è gran figata l'idea, però è presto. Adesso sicuramente devo mettere bene le basi di questa mappa, voglio far passare un po' di tempo, che si stabilizzi, che la gente pian piano cominci a usarla sempre di più, a conoscerla. Io spero e lavorerò per questo. E poi vediamo come si evolve. Comunque la mia volontà c'è, le energie ci sono, attraverso anche il contributo di tutti i partecipanti nel fornirmi informazioni costanti, suggerimenti, la si renderà sempre più completa ed efficiente. Quindi per ora è questo. Per concludere vorrei chiederti quali sono i tuoi prossimi progetti, oltre alla mappa d'artista ovviamente. I miei progetti sono più legati alla mia attività artistica, al fare più esperienza. Vorrei imparare cose nuove costantemente, ma più che altro sia per la mia espressione artistica, il mio linguaggio, ma anche come docente. Voglio conoscere di più per poter insegnare di più. Al momento i miei progetti si legano principalmente a partecipare a residenze d'arte, che trovo siano estremamente formative. Vediamo più avanti, adesso non ho ancora nulla di certo. Poi altre cose che faccio sono partecipare alle fiere. Prossimamente andrò a Print Fair a Londra, dove avrò un'opera. Ci sono già stato e avrò di nuovo l'occasione per conoscere altri ambienti, altre stamperie, altre persone. Quindi al momento i miei progetti sono più che altro legati alla mia carriera artistica. Ma nulla, io ti ringrazio, spero di essere stato esaustivo, quantomeno chiaro e sicuramente non troppo dilungato nelle mie risposte, spero di non aver annoiato, ma quello che ho detto comunque ho detto con gran sincerità e piacere, nel puro spirito di condivisione, così come lo è la tecnica della grafica d'arte. Quindi ti ringrazio Marinella e a presto. Hai ascoltato Via della Stamperia, un podcast autoprodotto di Disgrafica Atelier. Musiche originali di Luca Burocchi.